Gianni Cristra, una partita dai due volti. Nel primo tempo meglio loro, nel secondo tempo Busala ha giocato bene. Sì, nel primo tempo abbiamo preso il gol dopo l'occasione clamorosa con Minutoli sullo 0-0, che se fa gol probabilmente la partita cambia. E il secondo tempo penso che ci sia stata solo una squadra in campo, che è stato il Busalla. Purtroppo abbiamo preso un gol su una ripartenza e questo ci ha penalizzati, però io credo che oggi la mia squadra, nonostante aver dovuto fare due cambi obbligati i primi 20 minuti e tutte le assenze che abbiamo fatto una partita straordinaria e sono orgoglioso della squadra che ho visto oggi. Il gol del pareggio che arriva dalla panchina, attraversa di Re, poi il gol Di Spano. Sì, Luca è un giocatore 2003 molto, molto valido. È normale che in queste situazioni bisogna cercare di fare il massimo. Ora lui è entrato, ha fatto gol, però credo che tutti i giovani che hanno giocato oggi della mia squadra abbiano dato una dimostrazione veramente di grande spessore. Momento no, nel senso che ogni partita perdete qualche pezzo, anche oggi due infortuni gravi, visto? Sì, purtroppo sì, oggi abbiamo perso, oltre alle numerose assenze già di inizio partita, abbiamo perso Monti e Fasan, che tra l'altro voglio fare a Luca un in bocca al lupo sperando non sia niente di serio. E andiamo avanti così, purtroppo quest'anno stiamo pagando tanto secondo me la sosta e anche un po' di fortuna non ci aiuta. Adesso la prossima giornata dove siete? Prossima giocheremo in casa col Canaletto, sperando di riuscire a essere in 11, perché qua tutte le domeniche perdo un paio di elementi accumulati a quelli che non ci sono già, diventa dura, però noi diamo sempre il massimo. Anche oggi eravamo in estrema difficoltà, però abbiamo fatto secondo me una grandissima partita contro una squadra forte. Sei una squadra molto organizzata. E cosa c'è di rammarico da parte tua nell'analizzare la partita? Cosa puoi dire martedì quando tornerai in Esperienza? Riguardo a questa partita non posso dire assolutamente niente, posso recriminare per il risultato che secondo me ci penalizza troppo, però ai ragazzi non posso dire niente perché comunque hanno fatto veramente una grande prestazione. Grazie Gianni.